Continuo da pagina 76. Dal 19 aprile 2014 l'Ora della Calabria, quotidiano diretto da Luciano Regolo, non si trova più in edicola e il sito internet viene oscurato. Sono i giorni più drammatici del cosiddetto Oragate, quando il giornale con una notizia scottante su un politico di origini cosentine non viene pubblicato. Il fatto diviene internazionale quando il politico in questione, il senatore Gentile del nuovo centrodestra, diviene sottosegretario del primo governo Renzi. La pubblicazione di una telefonata di presunte pressioni da parte dello stampatore del quotidiano all'editore stesso fa il giro del mondo, del web, e mette in piedi un moto di indignazione. Il neo sottosegretario fa un passo indietro e si dimette. Calmate un po' le acque, l'editore del quotidiano affida le quote della società a un liquidatore che di fatto chiude il giornale in entrambe le versioni, cartacea e online. I giornalisti convocano l'assemblea pubblica nella sede cosentina del giornale per spiegare al pubblico e in pubblico cosa sta accadendo. Partecipano colleghi, politici, studenti, cittadini. I giornalisti decidono così di creare sfera pubblica perché uno informa i partecipanti all'assemblea rendendo quindi pubblico il problema e svelando le dinamiche che avrebbero portato alla chiusura, e due offrono al pubblico il giudizio sul problema che diventa di interesse collettivo se considerato nella sua facciata morale, la libertà di stampa, opinione e parola. Anche in questo caso la sfera pubblica si allarga, i media locali e nazionali affrontano la faccenda, diffondono le informazioni, creano spazi continui di discussione sul caso e si caratterizza emozionalmente. I giornalisti decidono di occupare le sedi di Rende e Cosenza sia per difendere la libertà di pensiero e i diritti sindacali, sia al fine di creare e diffondere ulteriori emozioni di solidarietà, partecipazione ed empatia sia tra loro che tra il pubblico. Le sedi occupate diventano così spazi di incontro e informazione, dialogo e confronto, luoghi in cui costruire azioni e proposte. Inoltre, con l'apertura del blog L'Ora siamo noi e di una apposita pagina Facebook, la sfera pubblica diventa immediata, riuscendo così a inglobare un pubblico molto più ampio. Quindi da argomentazione razionale che diffonde informazioni si passa a emozioni collettive, l'agire collettivo emozionale e quindi nuova argomentazione razionale, sempre il solito schema provvisorio. Numero 5. Infine, quello che a mio parere rappresenta il caso più significativo tra quelli analizzati nell'elenco, il caso Donato Bergamini. Parliamo di un percorso verificatosi negli ultimi anni nella città di Cosenza. Lo spazio in cui tale fenomeno prende forma è proprio quello del caffè. Siamo alla fine del 2008 e in un caffè del centro di Cosenza iniziano a ritrovarsi una volta alla settimana un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 45 anni, con l'obiettivo di discutere di Donato Bergamini, giovane calciatore professionista della squadra di calcio del Cosenza, morto in circostanze mai del tutto chiarite nel 1989. Un processo dell'epoca, alquanto sommario di quello che si vedrà, parlerà di suicidio. Questi ragazzi, circa una decina nelle primissime settimane, conversano sul cosiddetto calciatore suicidato. I più grandi, quelli da 40 anni, raccontano la storia, eccetera, eccetera. Da una parte si ha quindi condivisione emozionale per la vicenda del giovane calciatore, dall'altra creazione di sfera pubblica e tendenza all'utilizzo della stessa, sia per capire cosa sia accaduto quel giorno, sia soprattutto per cercare di riflettere sull'azione da poter intraprendere. Perché andando più a fondo nella nostra come poter intraprendere per una questione che è ritenuta di interesse collettivo, perché andando più a fondo si vede che non si tratta soltanto di svelare il mistero sulla morte di un calciatore, in ballo viene molto di più, si discute della verità e si tende alla sua ricerca. Scoprire la verità significa in fondo stringere legami di comunità tra cittadini e rafforzare la collettività in base a un modello etico precipuo. Col trascorrere dei mesi gli incontri proseguono e la partecipazione è in continuo aumento. Incontri al caffè iniziano a partecipare decine di cittadini da diverso status sociale, studenti, impiegati, avvocati, eccetera. Tutti ascoltano, molti si impegnano a costruire la sfera pubblica in questione, con argomentazioni sia razionali che emozionali su una questione di interesse collettivo. C'è chi fornisce un dettaglio in più, chi rammenta un particolare, chi svolge ricerca sulle fonti giornalistiche dell'epoca, chi inizia a proporre azioni pratiche. Ma l'onda della questione è lunga e invade anche la rete. Nasce una pagina Facebook Verità per Denis che, donando ubiquità spazio-temporale, permette a chiunque di entrare a far parte di questa sfera pubblica immediata per dire la sua sull'argomento e contribuire alla discussione. La sorella di Donat, dunque,
La notizia arriva alla famiglia Bergamini che si trova a Ferrara, la quale dopo un primo momento di smarrimento e rifiuto di riaprire una pagina dolorosa decide di entrare a far parte della conversazione. La sorella di Donato va a Cosenza, sconvolta in positivo dall'affetto mostrato nei suoi confronti dai cittadini calabresi, decide di ingaggiare un avvocato al fine di raccogliere nuove prove per far riaprire il caso e lavare l'onta del presunto suicidio. Il tutto viene ufficializzato in una partecipatissima manifestazione pubblica che si tiene per le strade della città Bruzia il 27 dicembre del 2009, in cui centinaia di persone chiedono ad alta voce di fronte al tribunale di Cosenza verità per Donato Bergamini. Nell'estate del 2010, per aiutare la famiglia a sostenere economicamente il peso delle indagini e le spese legali, parte una raccolta fondi. In svariati caffè della provincia di Cosenza appaiono salvadanai con le visite dei Bergamini disegnate in bella vista e la richiesta di un contributo spontaneo, così come viene aperto un conto corrente in cui poter versare la propria donazione. Il caffè dove gli incontri sono iniziati resta il quartier generale in cui discutere della questione, sfera pubblica faccia a faccia, e a esso si affianca la seguitissima pagina Facebook di Sfera Pubblica Immediata. Tra l'autunno 2010 e l'inverno del 2011 le conversazioni e le iniziative si susseguono mentre l'avvocato compie il suo lavoro di indagine e il caso Bergamini diventa di interesse nazionale. Nel giugno 2011 la procura di Castrovilla di Cosenza chiede ufficialmente la riapertura del caso Bergamini, con l'ipotesi di omicidio volontario. Partono nuove perizie ufficiali che portano alla riapertura del processo con nuovi capi d'accusa e nuovi imputati. Il nuovo processo Bergamini è tuttora in corso, a volte da stati emozionali di partecipazione nei confronti della vicenda del giovane calciatore. I soggetti sono stati capaci di incanalare tale emozionalità nella costruzione di una sfera pubblica che ha portato a un duplice agire razionale rispetto allo scopo e al valore. Lo scopo era la riapertura del processo, per quanto nei primi mesi dall'obiettivo apparisse davvero utopico, o comunque nella raccolta fondi per sostenere la famiglia Bergamini. Il valore consisteva nella tendenza verso la verità. Vi è una manifestazione di intelligenza emozionale, vi è una trasposizione delle emozioni provate in un agire pratico, razionale rispetto allo scopo, potremmo dire. Mi sembra questo un esempio di razionalità emozionale. Le emozioni vengono razionalmente canalate verso il raggiungimento di un obiettivo. In termini weberiani, un'azione affettiva viene posposta a una razionale, sia rispetto allo scopo che al valore. Ricerca della verità. Quello che in apparenza sembrava un giro affettivo ed emozionale sarà molto razionale nelle sue conseguenze. Ma non si capisce come finisce questa cosa, si vedrà più avanti forse. Nuovo paragrafo. Strati di sfera pubblica. Credo che analizzando i casi sopra citati si debba parlare proprio di sfera pubblica, perché siamo di fronte a eventi che contengono elementi classici che la costituiscono in forma teorica, ma anche la aggiornano, a riprova che ogni concetto si modifica alla prova del campo. Mi soffermerò a breve su questo punto. Prima però vorrei evidenziare come negli esempi sopra citati ci troviamo di fronte a quella che definirei intelligenza emozionale, mutuando e aggiornando un concetto reso famoso da David Goleman, ossia quell'intelligenza sociale che implica la capacità di osservare le proprie e altrui emozioni, di distinguerle, interpretarle, gestirle, controllarle e utilizzarle come guida per le proprie azioni al fine di raggiungere determinati obiettivi. L'intelligenza emozionale a cui faccio riferimento si genera da un sentire ambivalente. Inizialmente gli individui sono avvolti da una serie di emozioni negative, tipo la paura dell''ndrangheta, l'animata preoccupazione, l'ansia per lo smaltimento dei rifiuti, eccetera. Tali emozioni conducono a espressioni e dialoghi animati, a prese di posizioni rigide. In seguito, nell'incontro con l'altro, sia nel confronto con un pubblico, i soggetti iniziano ad approfondire le emozioni inizialmente provate, ad ascoltarle, a lasciare che diventino strumento di incontro, comunicazione e comprensione della realtà sociale, nonché spinte all'agire sociale. Le emozioni negative iniziano ad avere una valenza di azione positiva, incoraggiano ad agire per modificare lo stato delle cose. Tale processo, che definirei come una sorta di riflessione emozionale, permette ai soggetti di esercitare e stimolare il loro giudizio critico e di tradurlo in scelte strategiche al raggiungimento dell'obiettivo. Ecco l'apparire dell'io senziente, di cui parla Oshin, composto da emozione e ragione. Come chiarito nel primo capitolo, è proprio attraverso l'utilizzo dell'io senziente che è possibile percepire le emozioni, giudicarle, comunicarle agli altri e nel caso modificarle a seconda della situazione sociopolitica in cui ci si trova, degli obiettivi che si vogliono raggiungere e ancora
delle opinioni espresse dagli altri partecipanti al confronto. La sfera pubblica conosce così diversi livelli di articolazione, sfruttando il rapporto che viene a crearsi tra emozionalità e razionalità. Tra un poco finisce la batteria. Vedo di finire. C'è un esempio, c'è uno schema in cui tutto lo schema della sfera pubblica è privata e tutti gli esempi analizzati si ritorna al percorso proposto. Sul primo livello tra sfera pubblica è quello in cui la stessa si costituisce, o se i soggetti vengono a conoscenza dei fatti, arriva loro un'informazione. Poi il secondo livello si sviluppa con il lavoro che viene svolto sulle emozioni precedenti e poi attraverso queste trasformazioni le emozioni producono un'articolazione nella sfera pubblica e partecipanti alla sfera pubblica poi diventano intelligenti e qua bisogna, questo schema bisogna copiarsi, tanto qua sta finendo. Lo schema conviene leggerselo meglio. Siamo a pagina 82 e 83. Ciao ciao!